Buonasera. Da settimane Libero e il giornale della famiglia Berlusconi bombardano il presidente della Camera Fini per i costi della sua scorta. Sappiamo che le sue vacanze sono costate a noi contribuenti 80.000 euro solo per saldare il conto dell'albergo esclusivo di Orbetello servito ad ospitare i 9 uomini adibiti alla scorta e alla sicurezza di Fini e della sua famiglia. Grazie a questa campagna dei giornali berlusconiani sul pianeta Scorte si è aperta la questione dei costi per la sicurezza delle personalità sotto tutela. Così veniamo a conoscenza che questo lavoro occupa circa 4.000 uomini e 2.000 macchine ad un costo annuale di 250 milioni di euro. E secondo il sindacato di polizia COISP, negli ultimi anni lo Stato ha speso 120 milioni di euro per comprare 600 BMW Serie 3 e 5, 100 Audi Serie 6 del valore di 140.000 euro l'una e un'ottantina di Audi 8 e BMW 7 al modico costo di 300.000 euro l'una. Ovviamente questi prezzi sono dovuti al fatto che queste vetture sono blindate. Si calcola che attualmente il nostro parco auto blindate sia formato da 1.500 vetture. Secondo il Fatto Quotidiano sono sotto protezione molti ex ministri e sottosegretari come l'ex ministro della giustizia di Liberto, l'avvocato Carlo Taormina, gli ex presidenti di Camera e Senato Bertinotti, Pera e Casini, così come il sindaco di Torino Fassino. Anche Belpietro, il direttore di Libero, il quotidiano più bellicoso sui costi della scorta di Fini, ne ha una che lo segue come un'ombra. De Mita, sì proprio l'ultraottantenne Ciriaco De Mita, che governava 30 anni fa, si muove con autista e scorta. E poi Raffaele Rombaldo, governatore della Sicilia, che si è dimesso perché inquisito per mafia. Aveva una scorta di 4 auto e 18 agenti e molti non capivano se la sua scorta servisse per la sua sicurezza oppure per evitare una sua eventuale fuga. E la Finocchiaro, capogruppo al Senato per il PD, che si è fatta fotografare in un supermercato con la scorta che gli portava il carrello della spesa. Ma chi è il personaggio pubblico che in fatto di scorte e servizi di sicurezza batte tutti? Beh, certo, avete indovinato, è proprio lui, Berlusconi. Il 27 aprile del 2006, 17 giorni dopo il voto e prima che Prodi, il vincitore di quelle elezioni, si insediasse, emanò un decreto in cui veniva stabilito che i capi del governo cessati dalla funzione avessero diritto a conservare la scorta col massimo dispiegamento. E così ancora oggi sono 31 gli uomini e 16 auto blu, tra cui 3 blindate che tutelano la sua sicurezza. Sono poi dispiegate altre decine di carabinieri per assicurare la sicurezza delle sue varie residenze. Secondo il Fatto Quotidiano, diversi uomini della scorta di Berlusconi provengono dalla security privata della Fininvest e della Standa. Sì, perché per tutelare la propria privacy, forse voleva tutelare le sue famose cene eleganti, già dal primo mandato da Presidente del Consiglio è riuscito a sostituire gli uomini dello Stato con uomini di sua fiducia provenienti dalle sue aziende, solo che da allora vengono pagati con soldi pubblici. È stato calcolato che la scorta di Berlusconi pesa sulle finanze dello Stato per circa 2 milioni e mezzo l'anno. E negli altri paesi cosa succede? Ad esempio, negli USA le scorte dei politici sono private e quindi chi ne fa uso deve pagarle di tasca propria. Solo il presidente e il suo vice sono scortati da agenti pagati dai contribuenti americani. In Germania ne hanno il diritto il Presidente della Repubblica, il Presidente del Parlamento, il Cancelliere e i suoi ministri. In Francia sono tutelati il Presidente della Repubblica, i ministri ed i presidenti dei 2 rami del Parlamento, mentre in Gran Bretagna, Austria e Olanda sono protetti i monarchi, i capi di Stato e i premier. Come vedete, anche sulla tutela delle personalità istituzionali siamo davanti a tutti. Ma credo converrete con me nel giudicarlo un primato nient'affatto prestigioso. Anche su questo fronte c'è una necessità di sfoltire drasticamente i ranghi, anche perché in questi tempi la scorta è diventata uno status symbol. Il potente che non ha un autista e qualche guardia del corpo è guardato come un povero sfigato. Il problema è che per soddisfare queste bramosie da satrapie da terzo o quarto mondo, piuttosto che di un paese civile e democratico, si spendono soldi pubblici, soldi dei contribuenti, togliendo migliaia di uomini e risorse al loro compito più importante, che è la tutela della sicurezza di tutti i cittadini. A mercoledì prossimo.